Caro affitti per le case popolari, continua la mobilitazione in vista delle decisioni che il governatore del Veneto Luca Zaia prenderà con la giunta regionale. Un intervento che abbiamo annunciato sabato e che porterà alla modifica del regolamento per l'applicazione della legge sull'edilizia pubblica. E se domani ci sarà al mercato di Treviso la raccolta firme per bloccare per un anno l'applicazione della norma, il sindacato degli inquilini con la CGIL ha indetto un'assemblea aperta a tutta la Marca. Le settimane scorse abbiamo distribuito più di 5.000 volantini, stiamo ricevendo telefonate tutti i giorni ed è per questo che giovedì 1 agosto alle ore 17:30 nel parco di Viale Francia in quartiere San Paolo facciamo un'iniziativa aperta a tutti e invitiamo non solo gli assegnatari di alloggi trevigiani, ma quelli degli altri comuni, perché si parla anche di Treviso, però in tutti i comuni della provincia ci sono case popolari. Un'assemblea dove verranno ribadite le richieste di modifica del regolamento sugli affitti. È necessario che venga alzato il valore dell'ISEE da 20.000 almeno a 30.000 euro. All'interno dell'ISEE che poi venga valutata la situazione patrimoniale del soggetto e quindi venga scorporata i soldini che la persona ha messo via, ha messo in banca. E poi per quanto riguarda il valore dell'immobile bisogna utilizzare il valore di mercato reale dell'immobile e quindi far sì che l'affitto sia effettivamente l'affitto di quell'immobile in quella zona della città. Sono oltre 4.500 gli immobili ATER nella Marca, di questi oltre la metà risponde ad un affitto tra i 200 e i 400 euro mensili. Un ISEE troppo basso darebbe lo sfratto a chi versa gli affitti maggiori per riassegnare gli appartamenti a meno abbienti, mettendo in ulteriore crisi le casse dell'ATER e contemporaneamente mettendo in difficoltà chi dovrà affrontare canoni del libero mercato. Insomma un settore dagli equilibri delicati che richiede profonde riflessioni ma anche veloci cambiamenti per trovare un punto di equilibrio soddisfacente per tutti. Noi siamo preoccupati perché può scattare la morosità per quelli che non riescono a pagare gli aumenti. Invitiamo Conte e Barbisán, ma specialmente Luca Zaia se non ha impegni, a essere presente alla nostra iniziativa.